Mercoledì 20 marzo 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Oggi leggeremo assieme il Corriere delle Alpi. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. La notizia in primo piano riguarda il futuro del turismo in montagna per quanto riguarda i turisti, i rifugi prenotazioni online. Il presidente Montani presenta il sistema informatico pensato per aiutare villeggianti e alpinisti a pianificare escursioni e vacanze in montagna. Al via la piattaforma del CAI, così promuoviamo i percorsi meno battuti dal turismo di massa. Il CAI lancia la piattaforma speciale di prenotazione da sperimentare in estate, sarà una sorta di Booking per i rifugi alpini, anticipa il presidente nazionale Montani. Se devi fare un trekking di 5 tappe, dai luoghi di partenza e arrivo e i giorni in cui vuoi andare, e il sistema prenota tutti i rifugi che ci sono lungo il cammino. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 16. Colpito il Salvedella Veccia, danni ai bivacchi, quarto raid in Val Belluna, l'approfondimento di Damin a pagina 25. Servizio idrico provinciale, il piano di GSP contro le perdite dai primi frutti, l'approfondimento di Alessia Forzina, pagina 19. Nelle cronache troveremo 7 ville, il comune nato dalla fusione tra Querovasse e Lano di Piave. Ecco il piano, lo stabilimento dei rifiuti vuole crescere, Fener protesta. L'approfondimento di De Barba, pagina 24. Il sindaco di Val di Zoldo, De Pellegrini, dice addio all'Unione Montana, l'approfondimento di Aliprandia, pagina 27. E ancora a Feltre, l'uomo è a processo, rubava audio nell'intimità per ricattare la sua amante, l'approfondimento di Sosso a pagina 21. E la foto di copertina ci porta a Sappada, il ritorno della campionessa di biathlon, lacrime di gioia e autografi per i piccoli tifosi. Lisa e la coppa, bagno di folla nella sua Sappada, la campionessa sul palco allestito nella piazza di Sappada, davanti a lei centinaia di tifosi. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 16 e riguarda appunto il futuro della montagna. Piattaforma CAI per prenotare i rifugi aiuterà a promuovere le vie minori. Ricerche online per pianificare escursioni. Il presidente Montani, un bollino rosso per i percorsi del turismo di massa. La novità per l'estate, sul modello di Booking metterà in rete tutte le strutture alpine. L'importante è che la piattaforma, insiste il presidente dell'associazione Agrav, non sia troppo ascetica. È importante cioè che descriva il rifugio nelle sue caratteristiche in modo da far capire a chi prenota che cosa trova. Faccio un esempio: un conto è il Città di Fiume, non difficile da raggiungere, un altro conto è il rifugio che si trova al Passo Staulanza, dove si arriva in auto, un altro ancora è il Coldai o il Tissi. Il sistema della prenotazione per diversificare le mete dell'escursionismo è apprezzato anche dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. Nel territorio delle Dolomiti, patrimonio mondiale, vi sono in particolare alcuni hotspot con sovraffollamento generalizzato, code e chiasso che impattano sull'ambiente e sulla qualità della vita delle comunità locali. Via la mappatura delle sorgenti, studieremo gli effetti del clima. Altra notizia che troverete a pagina 16, il club monitora quelle che si trovano vicino alla rete escursionistica. Ne abbiamo già localizzate 7.000 e in estate partiremo nel Bellunese. Altro approfondimento riferito alle iniziative del CAI di cui Antonio Montani è presidente. Siamo a pagina 17, la politica dell'ente provincia l'affare, Lega agita Feltre, la sindaca poteva pensarci il PD. Vettoretto accusa i suoi, bastava un foglio Excel per non sbagliare, Del Bianco dal Del Rio al delirio è un attimo. L'articolo a firma di Irene Liprandi. Non si placano le polemiche dopo il voto per il nuovo consiglio provinciale, dopo il flop della Lega a tornare sul nodo Feltre, che per la prima volta nella storia resta fuori da Palazzo Piloni e la sindaca Viviana Fusaro. Il fatto di non avere alcun rappresentante mi lascia profondamente amareggiata. La legge del Rio si è dimostrata una volta di più uno strumento inadeguato a dare la necessaria rappresentanza alle comunità locali e ai territori. Ne hanno patito le conseguenze anche altre aree, dimostrandosi piuttosto un luogo deputato a prove di forza politica e partiti. L'unico auspicio non può che essere quello di tornare quanto prima all'elezione diretta. Lunedì abbiamo effettuato un'analisi approfondita e condivisa dell'esito del voto di Palazzo Piloni. Nulla cambia per quanto riguarda la maggioranza in comune di Feltre, a cui confermo massima fiducia e che continuerà
a perseguire e sostenere convintamente in maniera coesa, come è avvenuto finora. Il programma di questa amministrazione, che è l'unico vero obiettivo per cui ci siamo candidati alla guida della città. Fuori confine nessun appoggio, la responsabilità è della maggioranza. Questa è la dichiarazione del partito Azione. Riguarda ovviamente la conseguenza degli eletti in provincia di Belluno e in questo caso siamo a Feltre. Consiglio di venerdì santo, la minoranza si impunta e lo fa spostare ad aprile, proteste per l'ordine del giorno, solo 2 punti. Altra notizia riferita appunto al Consiglio, in questo caso è il Consiglio Comunale. L'approfondimento vi aspetta a pagina 17. Il Consiglio Comunale ovviamente in questo caso vediamo è il Consiglio Comunale del Comune di Belluno. Siamo a pagina 18, il mondo della scuola, graduatorie vuote, subito una cattedra ai vincitori dei concorsi. Per la prima volta in provincia gli elenchi sono esauriti, nessun docente ha deciso di trasferirsi nel bellunese. Economia, un testimone, Cipriani e i segreti del turismo, fate sentire i clienti liberi. La ricetta del patron dell'Eris Bar di Venezia per vincere la sfida dell'accoglienza. Le Olimpiadi sono un veicolo per far conoscere un territorio, sono un'occasione. L'intervista è a firma di Alessia Forzini e oggi Cipriani sarà in Camera di Commercio alle ore 10:30. Si parla invece di viabilità, in questo caso dell'acqua in provincia di Belluno, a pagina 19, acqua risparmiata, i risultati si vedono, entra nel vivo il piano GSP antiperdite, nel Castonese la sostituzione delle condotte ha ridotto di 1,1 milioni di metri cubi pompati dall'Anta, il presidente Sommavilla, siamo passati dalla politica del rattoppo a quella dell'investimento. Associazione Down, solo 3 ragazzi su 30 hanno già un impiego, domani manifestazioni a Feltre e a Belluno e ancora insieme si può latte busche, Piave DOP 3.000 fette in vendita per i poveri. Passiamo a pagina 20, il caso, il libro di Vannacci divide e nessuno lo mette in vetrina. Il volume, uscito il 12 marzo, non sarà in vendita dalle 2 zittelle, va contro il nostro pensiero, esposto alla Campedelle, promuoviamo ciò che ci piace, vendiamo tutto ciò che si può vendere. E continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, passiamo a pagina 21, le notizie dedicate prettamente a Feltre al Feltrino. La prima notizia è un fatto di cronaca giudiziaria, registrava audio nell'intimità per ricattare una donna sposata, 4 i file nel telefonino nei quali si sente chiaramente pronunciare il nome, l'uomo è a processo, sentito come testimone anche un secondo amante. Altro fatto di cronaca giudiziaria, perseguita moglie e figlio con lettere e volantini, urge perizia psichiatrica. Il fatto in questo caso riguarda la Mon. Altre notizie brevi dal Feltrino, San Gregorio, sostegno comunale all'Istituto Rodari, istituto che si trova nel comune di Santa Giustina e che ospita le scuole medie. Strende il Grappa, scavi per la fognatura, disposta una deviazione. E ancora da Feltre, storia di un fiume a Casel di Celarda. Sempre da Feltre, appello degli amici di San Vittore, progettate il lavoro al santuario, scale di accesso, scalinata del Segusini e piazzale tra le priorità dell'associazione. Il presidente Gallina sprona a fare presto anche per salvare la Casa del Dazio. Il €1 milione dei fondi di confine è fermo da 2 anni e va riscritta la scheda. Siamo a Fara di Feltre, rivive il Parco delle Cavade con giochi e campo da calcio e ancora la donna si era trasferita a Bologna. Arsie piange Francesca, scomparsa a 44 anni. La comunità di Arsie piange la scomparsa a soli 44 anni di Francesca Todesco, originaria del paese ma residente a Bologna da una decina di anni. La scomparsa della donna, che lascia una bambina di 8 anni e il compagno Aldo, ha creato profonda costernazione in paese dove la famiglia di Francesca è molto conosciuta. I genitori Diana e Franco Todesco sono gli storici gestori del negozio di alimentari CRAI in via Cimocampo, in centro al paese. Sempre dal Feltrino, Sette Ville, il comune nato dalla fusione tra Lano di Piave e Querovas, più rifiuti pericolosi da trattare a Fener, protesta contro il piano dell'abbozzato. L'azienda è un'ottimizzazione dei processi, resta uguale la quantità annua di tutti i residui trattati, i residenti puntano il dito sul traffico già intenso di mezzi pesanti e sulla vicinanza del Tegorzo e del Piave. Arsie sorveglianza con 16 telecamere, parte il progetto per la sicurezza. E ancora a pagina 25, Borgo Valbelluna e assalto ai bivacchi, il Salvedella Veccia nel mirino dei vandali, il quarto della serie. Spaccati i vetri di tutte le finestre, coppi rotti e assassate, l'assessore Deola, se c'è chi ha visto qualcosa, denunci.
Sospirolo, mensa asilo di Marassa, fine anno scolastico si farà un nuovo appalto e a Sedico invece bruciano camion e carico, brucia un camioncino con il carico, l'autista si era fermato quando il mezzo ha iniziato a fumare, erano le 15 e l'uomo ha chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati a Pasa con 2 mezzi, hanno domato le fiamme con la schiuma dopo che il materiale per una serra aveva fatto da combustibile e vediamo appunto il risultato, praticamente il camioncino è completamente devastato. Longarone, notizia da pagina 26, contrasto al disagio sociale, sinergia Bambarco Comune, un team di professionisti offrirà consulenze gratuite da domani ogni giovedì. L'ascolto è il primo e più importante passo perché l'aiuto psicologico sia valido. Al Pago una panchina rotta per spiegare cos'è il bene comune. Domani alle medie di Polso, giornata di sensibilizzazione. Il comune ai ragazzi diremo quanto costerà la nuova scuola e che dovranno averne cura. Elementare Boito, giornata d'album per le 2 squadre. Lo scorso weekend a Trento la premiazione al Festival della Canzone Europea dei Bambini. E adesso notizia dalla Val di Zoldo, pagina 27, dei pellegrini si dimette dall'Unione Montana. Il sindaco non sarà più assessore, preferisco concentrarmi sul comune e sul consiglio di bacino del servizio idrico. La mia posizione su quell'ente è nota, le provinciali non c'entrano. Canale d'Agordo, impianti sportivi via Lotta, parte una riqualificazione che vale 250.000 euro. Altre 2 notizie brevi, muore in casa un'anziana, soccorsi vani per la 79enne, il fatto è avvenuto a Caprile, siamo nel comune di Alleghe, nella giornata di ieri i soccorsi sono stati il più possibile tempestivi alle 14.13, ma per l'anziana non c'era più nulla da fare, l'ipotesi più probabile è quella di un infarto. Cortina, pagina 28 del Corriere delle Alpi, il ladino nelle scuole, la Duca d'Aosta porta i bimbi sul palco, spettacolo finale del progetto aperto anche ai non ampezzani, chi non è di qua ha imparato a memoria, ma va bene così. Vigneto sperimentale a Laggio, individuato e testato il terreno, l'idea dell'enologo Michele Zanardo con l'Università di Padova, mi è venuta un po' per caso parlando con la sindaca Calligaro. E adesso spostiamoci a Sappada, regina di Coppa. Sappada festeggia Lisa Vitozzi che ringrazia la sua gente. È una vittoria anche per voi, ho tirato fuori gli artigli. Tante le fotografie che rappresentano l'arrivo di Lisa Vitozzi nella sua Sappada e ovviamente la piazza gremita di pubblico e per lo più di compaesani che l'hanno applaudita e l'hanno ringraziata e si sono complimentati per questa vittoria. Cultura e società, il set La Treviso di Stacchi, l'ispettore di Ervas in una serie per Rai 2, cartoline dal Veneto in salsa poliziesca. E dalla rubrica Giorno e Notte, ecco cosa vi aspetta in provincia di Belluno, Pedavena, sapori della Val Belluna come leccarsi i baffi sfogliando solo un libro. Il volume di ricette sarà presentato venerdì in birreria, un lavoro ideato dall'Associazione Culturale Veses APS. Sabato concerto Longarone, Smile e Mani Bianche a fianco dei vincitori del Città di Belluno. E ancora il bellunese 27 anni lavora come salumiere in un centro commerciale. Il nuovo libro è una raccolta di racconti con situazioni al limite del reale. Viaggi di paura con Simon Mace, ma tra la fantascienza e l'orrore parliamo di Simone Mazza. Sport bellunese, Luca Pasqualotto e l'amico Bassani, il mio compito non farlo distrarre. Mondiale Superbike, dall'amicizia di una vita è nata una collaborazione, l'assistente di Axel, in Kawasaki sono aumentate le responsabilità. Calcio di Serie D, la Dolomiti seconda, non è una sorpresa, prendere la Clodiense mi pare impossibile. E ancora sci nordico, l'OSC Valbiois alza al cielo il trofeo intitolato a Franco Manfroi. Hockey Alps League, Cortina da infarto, crolla ai supplementari, Salisburgo espugna l'Olimpico nella semifinale, domani in terra austriaca per la rivincita in gara 2. 2-3 il risultato finale tra Cortina e RBJ Salzburg. Sci alpino paralimpico, Coppa del Mondo, René De Silvestro inizia col botto, è il primo davanti ai rivali di sempre. Hockey Under 16, il Cortinale che sogna ed è in finale scudetto, eliminati gli Alps Ice Blue. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo poco parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.